tagliate ufficialmente il nastro di Space Meeting Veneto 2023 di Casa Veneto. Taglio del nastro per l'inaugurazione di Space Meeting Veneto, la 3 giorni di eventi dedicati allo spazio e all'innovazione per la prima volta in Veneto. L'aerospazio, la space economy non è fantascienza ma è una ricaduta reale e qui portiamo sostanzialmente i nostri gioielli. Partiamo da 250 imprese venete che danno lavoro a circa 5.000 persone e hanno un fatturato di 1,5 miliardi di euro. 122 aziende provenienti da 15 paesi, oltre un centinaio di buyer provenienti da tutto il mondo, 25 start-up europee e oltre 1.000 visitatori per il Summit internazionale presso il Terminal Passeggeri di Venezia, che attrae i principali operatori internazionali della Space Economy. Lo spazio espositivo è stato inaugurato alla presenza del vice ministro delle imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Ormai siamo abituati a entrare in auto e vedere dove ci porta il navigatore e non ci rendiamo conto che oltre a queste caratteristiche, cioè ci sono tutte le caratteristiche di osservazione, quindi i dati che vengono dati dalla Terra, noi dobbiamo utilizzare lo spazio per la meteorologia, l'agricoltura, la navigazione, la gestione del traffico, ma questo è soltanto l'inizio di un processo che porta ricadute ormai in tutte le tecnologie. Un settore in costante crescita, in grado di attrarre investimenti e di assorbire nuova occupazione. Abbiamo bisogno di competenze sia nella meccanica per tutto quello che riguarda il mondo upstream e ovviamente tutto quello che riguarda il mondo downstream, cioè quindi l'analisi dei dati. Per noi è un'occasione ancora una volta di far vedere che in Veneto noi riusciamo a fare sistema, abbiamo praticamente tutti i prime italiani, da Leonardo a Telespazio, abbiamo Thales Alenia, abbiamo Airbus e queste aziende sono in cerca di collaborazioni con aziende che sono appunto parte del nostro territorio.